1600 km di linea ferroviaria e 442 treni al giorno. Sono questi i numeri delle ferrovie siciliane. Oggi ne parliamo con il mio carissimo amico Roberto Di Maria di Sicilia in Progress. Ciao Roberto. Ciao Giovanni, come va? Bene, bene. Intanto benvenuto a questo nostro primo podcast. Grazie Cerchiamo Giovanni. insieme di dare di fare un pochettino chiarezza su tutto quello che è la mobilità ferroviaria in Sicilia, insomma anche poi di altre infrastrutture che approfondiremo poi più in avanti, anche perché a quanto avrai letto sui social, insomma un pochettino anche su qualche media, non sempre le notizie sono quelle giuste. Cerchiamo insieme di creare un contesto insieme a te, insieme ad altri amici, per dare, come dire, quel valore aggiunto, per fare un po' di chiarezza su questo delicato argomento che, come sai, non è solamente mobilità, ma la mobilità in se stessa è anche cultura e tante altre belle cose. Allora Roberto, io come hai ben sentito poc'anzi ho dato due numeri che sono quelli che in questo momento sono i numeri della Sì, regione Sicilia per quanto riguarda il trasporto regionale ferroviario. Sono numeri che nascono dall'attuale contratto di servizio stipulato tra Trenitalia e la Regione Sicilia e mi piacerebbe parlare con te, quindi anche con i nostri amici che poi ascolteranno questo podcast, e qualche tuo parere su quello che possa essere anche la tua esperienza diciamo, nell'argomento con il tuo portale sicilianprogress.com, giusto? sì, esatto, esatto. Perfetto. Allora Roberto. Guarda, diciamo che la regione siciliana vive una situazione un po' particolare perché da una parte ci sarebbe tanto bisogno di mobilità e di mobilità qualificata ed ecosostenibile, dall'altra ci rendiamo conto che gli organi istituzionali, coloro che dovrebbero governare il sistema, non hanno, diciamo in maniera ottimistica, non hanno una visione d'insieme coerente con quelli che dovrebbero essere gli interessi dei cittadini, dei pendolari, di tutti i viaggiatori di qualsiasi categoria. Io per esempio ho dato un'occhiata, tu conosci meglio di me, alla bozza dell'orario per il 2020, che Certo. entrerà in vigore a dicembre, e sembra che non cambi nulla, ovvero siamo in una situazione paradossale per certi versi. Abbiamo realizzato in Sicilia delle infrastrutture importanti. Sì, in primis il eh, passante di Palermo, la metropolitana di esatto, Messina, perfetto, l'attuale passante anche di Catania, ma tanto di per citare Catania, quelle esatto, principali. esatto. Infrastrutture che sono costate tantissimi soldi, però mi rendo conto che sono assolutamente sottoutilizzate. Perché parto da queste infrastrutture? Perché io sono convinto che la rete ferroviaria siciliana abbia due ruoli fondamentali. Eh, Quello di collegare le città, le principali città fra di loro, Palermo, Catania, Messina, Trapani, Ragusa, eccetera, e già lì ci sono dei problemi, ma soprattutto quello di smistare un traffico pendolare che afferisce alle tre principali aree metropolitane, dove infatti sono stati compiuti degli sforzi importanti a livello infrastrutturale, che oggi sono arrivati a compimento, a differenza di quello che si crede, che normalmente noi abbiamo un passante ferroviario che è a Palermo, che è praticamente pronta al 95%, potrebbe consentire almeno 4 treni l'ora di offerta, ne abbiamo soltanto 2 e continueremo ad averne 2 per quello che si sa per tutto il 2020. Stessa cosa anche se in scala più ridotta a Catania, dove comunque sono state aperte 3 stazioni, di cui una sotterranea a Catania Picanello, molto bella e molto costosa anche da un punto di vista infrastrutturale peculiare. Assolutamente, sembra veramente una stazione della metropolitana di una Assolutamente, città veramente del nord Europa. bravo, assolutamente sì. Quest'opera è servita attualmente da 19 treni, 19 coppie di treni al giorno, vale a dire un treno l'ora scarso, peraltro mal cadenzato, perché i treni fermano a orari del tutto inverosimili, perché uno ferma alle 14:15, un altro alle 15:25, cioè non c'è un cadenzamento dell'orario, per cui tu scendi in queste stazioni
e non sai quando arrivi il treno, cioè devi avere l'orario, Certo. non è possibile gestire un servizio metropolitano in queste condizioni. Peggio ancora a Messina, sulla Messina Giampilieri, che tu conosci benissimo, abbiamo 7 corse, 7 coppie di treni al giorno. Cioè, è una cosa che certo, fino a non qualche mese riuscirei fa a... ricorderai che i treni erano di più, ma chiaramente si è Sì, deciso sì, di ma distribuire il servizio, insomma, in tutta la regione, quindi da qualche parte è stato, come così, rivisitato perfetto. l'attuale, diciamo, chilometraggio ferroviario. Perfetto, c'è una coperta troppo corta, evidentemente, Sì, sì, che di poi una c'è. regione che... Sì, dimmi. No, dico, poi c'è quel falso mito che in Sicilia non ci sono le ferrovie, non ci sono le linee ferroviarie, per carità di Dio. Ma Invece in questo caso, proprio questo sta a rimarcare il fatto che proprio le ferrovie dello Stato, in questo caso RFI, certo, non hanno fatto sicuramente tutto quello che avrebbero dovuto fare, però le linee sono tutte adesso con l'infrastruttura pesante, tutto, cioè tutta diciamo, la maggior parte tutta elettrificata, i sistemi di sicurezza sono ormai distribuiti in tutta la rete, quindi questo insomma va anche rimarcato. E quindi da noi, come giustamente tu stai facendo notare, insomma, c'è l'infrastruttura, ma manca il pezzo forte, ovvero i treni che ci viaggiano su. Mancano i treni. Tu devi pensare che, per esempio, sul passante ferroviario di Palermo sono state aperte qualcosa come 18 stazioni, e ovviamente con altre opere complementari, tipo l'eliminazione di 25 passaggi a livello. Sembra che il comune di Palermo di tutto questo non si sia accorto, perché per esempio non hanno modificato le linee di autobus in funzione delle stazioni. Tu hai una stazione come Sferracavallo dove non c'è un collegamento con il centro della borgata, non hanno preso in consegna i parcheggi che sono stati creati. Che sono fondamentali all'interscambio tra i vari servizi, tra i vari vettori. Bravissimi, assolutamente. Parcheggi creati pronti nelle aree che sono liberate dalle stazioni con centinaia di posti auto che non sono stati E di presi in questo tu consegna. su Sicilian Progress ne hai fatto ovviamente menzione Ma in noi più abbiamo occasioni. Sì, abbiamo fatto una battaglia con Sicilia in Progress, con la pagina Facebook collegata che è Palermo in Progress, proprio per sollecitare le istituzioni. Abbiamo scritto all'assessore comunale, non abbiamo avuto risposta. Ti dirò di più, noi siamo riusciti anche con la nostra campagna a fare fermare alcuni treni nelle stazioni che erano servite, perché il passante ferroviario di Palermo ogni ora ha 2 treni, uno che fa tutte le fermate, fa quindi le 18 fermate, e un altro che ne fa soltanto 8. Per cui ci sono stazioni che sono servite paradossalmente da un treno l'ora anziché 2, cioè già 2 sono pochi, loro ne fanno fermare uno ogni ora, quando questo fa risparmiare pochi minuti sulla tratta verso l'aeroporto. Quindi per accelerare il collegamento con l'aeroporto hanno tagliato fuori tanti comuni molto popolosi dell'Interland, cioè non si gestisce così il territorio. Quando è che si capiscono queste cose? Quando ci si siede attorno a un tavolo tutti, regione, Trenitalia, comuni, e questo vale per Palermo, ma vale a maggior ragione per Catania, dove l'offerta è ancora più bassa, a maggior ragione per Messina, dove l'offerta è ancora più bassa. Perché se non metti a sistema queste cose, queste infrastrutture che già esistono, con il resto della mobilità, non riesci ad avere il quadro d'insieme, non riesci ad apportare benefici alla gente, a chi deve prendere poi il mezzo, che invece di essere messa al centro evidentemente è messa da parte in funzione di altre priorità che non saprei definirti. Benefici che passano anche attraverso l'integrazione tariffaria, quindi l'integrazione tra i vari vettori. Cosa che attualmente in una regione di oltre 5 milioni di abitanti e praticamente con 9 province non esiste assolutamente l'integrazione con altri tra più vettori. Assolutamente sì, ma tu pensa che manca il biglietto unico integrato in una città come Palermo? Una cosa che c'era fino agli anni, cioè noi siamo andati all'indietro, dagli anni 90 in cui fu creato il primo servizio metropolitano fino al 2002 se non erro, c'era un accordo fra Trenitalia e Amat, l'azienda locale dei trasporti, per il biglietto unico integrato. Un accordo che è saltato per motivi non si capisce bene dettati da chi e da quali interessi, che ora porta per esempio chi deve prendere l'autobus o il tram e poi il treno a pagare 2 volte, 3 volte il biglietto, cioè siamo alla follia.
Beh, diciamo E che si parla tanto di mobilità sostenibile. infatti. Bisognerebbe lavorare, ecco, su questi punti. A mio parere Sì, sono proprio queste le priorità. Insomma, lavorare, ma questo chiaramente sia su Palermo, ma anche su tutte le altre province. Lavorare su assolutamente queste sì. cose che sono, per carità, sembrano semplici, ma tu sai benissimo che sono molto complicate. Però sono quelle risposte che al cittadino, a chi si sposta tutti i giorni per lavoro, per divertimento, insomma, per qualsiasi altro motivo, sono quelle risposte che fanno la differenza e poi creano anche quel legame ancora, diciamo così, più marcato tra il viaggiatore e ovviamente chi fruisce, insomma, chi offre il servizio del ferroviario. E tu sei anche Certo. d'accordo con me sul fatto che bisognerebbe anche lavorare su altre cose, insomma, quelle che sono quei servizi minimi anche nei giorni festivi. La Sicilia su questo fronte, insomma, credo che abbia veramente ancora da fare dei passi da gigante, perché ci sono delle Ma zone guarda, della regione che sono veramente isolate la domenica. assolutamente sì, io vedevo appunto questa bozza di orario, ci sono tantissimi treni che non circolano nei festivi. Cioè, ma guarda, vivo anche la situazione della provincia di Ragusa, che conosco bene, dove la domenica le ferrovie sono praticamente fuori servizio, non ci sono treni. Sulla Ragusa Gela Canicattì, come sai, praticamente non c'è servizio la domenica. Non si capisce bene per quale motivo. E non è neanche un Poi problema di vogliamo, infrastruttura perché come ricorderai insomma la linea è stata diciamo recentemente è stata ovviamente riammodernata, è stata insomma sono state fatte diciamo dei sì, sono lavori stati fatti abbastanza lavori importanti. anche pesanti, lavori Quindi gli pesanti che hanno reso la investimenti da linea. parte dell'FI ci sono stati. Ecco, il problema è che proprio Assolutamente sì. manca proprio il rodabile che ci passa su e che faccia quel servizio di Beh, base, che è quello di collegare le varie città, le varie province. E come diciamo ma infatti all'inizio, già, diciamo creare contesti anche culturali, contesti soprattutto di economia, perché è questo che si dovrebbe andare a capire, che se le persone si riescono a spostare meglio, creano quelle condizioni affinché l'economia diciamo locale, l'economia regionale insomma possa avere quel maggiore spunto per crescere. Tanto tu come sai assolutamente benissimo in sì. Sicilia non abbiamo problemi economici, non abbiamo problemi di lavoro, insomma, quindi siamo Sì, ricchi, siamo la Svizzera del meridione d'Italia, quindi quindi sì, possiamo tralasciare certi aspetti. Tra l'altro parliamo di un sistema di trasporto ecocompatibile, quindi tu in un ambito in cui si parla un giorno sì e l'altro pure di ecosostenibilità, rispetto dell'ambiente, eccetera, poi ci si dimentica che esiste il treno. assolutamente. Ed è una cosa gravissima, anche perché una regione che destina 100, credo siano 111 milioni l'anno di risorse al trasporto ferroviario, molto meno, credo 4 volte, 5 volte meno della Lombardia, se non sbaglio, e, e poi spende in altri settori che tu sai bene in maniera scriteriata. Come fai a fare quello che poi dici di voler fare, cioè di favorire la mobilità pubblica, la Certo. mobilità sostenibile? Roberto, che Le parole suggerimento sono una cosa, daresti i tu? fatti. Sì, scusami, che suggerimento daresti tu per cercare di, diciamo, far aumentare questi circa 40.000 pendolari che ci sono giornalmente in Sicilia? Insomma, cosa suggeriresti tu insomma, alla regione o a chi di Io competenza? penso innanzitutto che bisogna aumentare le risorse disponibili. Non è possibile perché vedi, se oggi vuoi aumentare i treni nel passante di Catania, come dicevo prima, devi toglierli da qualche altra parte. E quindi va a finire nella solita guerra tra poveri, per cui togliamo il treno da una parte e lo mettiamo dall'altra. E non è possibile. Questa coperta troppo corta va allungata. Va bene, Dopodiché una delle prime sì, cose, e concludo, che bisognerebbe fare è, ripeto, mettersi attorno a tavola e pianificare sul serio i trasporti in Sicilia, mettendo insieme tutti i vettori, il treno, il mezzo su gomma, i pullman, i treni che vanno verso il continente, tutto certamente. quanto, perché se non si fa i trasporti pubblici locali, compresi quelli delle grandi città, perché se non si fa questo, se non si vede tutto in una visione d'insieme, non si può offrire un servizio degno al cittadino. Siamo certi che questi suggerimenti arriveranno a chi di competenza.